Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Oggi 2 giugno in tutta Italia celebrazioni per i 75 anni della Repubblica Italiana. A Roma la pattuglia acrobatica nazionale ha steso per 2 volte il tricolore questa mattina sopra l'altare della patria e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Piazza Venezia ha reso omaggio al monumento del milite ignoto. Nel suo messaggio c'è stato il ricordo del voto per la Repubblica che consentì all'Italia di intraprendere il percorso della democrazia, del progresso sociale e dello sviluppo, un patto di cittadinanza sancito dal suffragio universale, ha ricordato Mattarella, che per la prima volta includeva in maniera completa il voto femminile. Della Festa della Repubblica ha parlato anche il Presidente della Regione Fedriga. La cerimonia di oggi può stimolare simbolicamente il processo di cambiamento di cui ha bisogno il Paese, ha detto. Speriamo ci sia l'impegno continuo per dare fiato e lavoro all'impresa. La grande sfida è eliminare gli orpelli che hanno soffocato e stanno uccidendo la nostra economia. E in Regione la cerimonia più importante è stata quella a Re di Puglia, alla quale ha partecipato anche il ministro D'Incà, che ha sottolineato quelle che reputa delle similitudini fra il 2 giugno di oggi e quello del 1946. Festeggiamo i 75 anni della Repubblica, un giorno molto importante che ha molte similitudini con quel 2 giugno del 46. In quel momento il paese era in ginocchio, usciva da una guerra terribile che aveva coinvolto milioni di nostri connazionali. Oggi usciamo da una pandemia, stiamo uscendo da una pandemia con un paese in gravi difficoltà, ma che vede all'orizzonte un momento importante di grande responsabilità comune dei partiti e dei movimenti politici, uniti insieme oltre nella campagna di vaccinazioni, soprattutto nella ripresa economica del nostro paese attraverso il PNRR, che sono importantissimi investimenti in capitale. Come allora come oggi si guarda il futuro delle prossime generazioni ed è questo che ci deve unire insieme in uno sforzo comune, in un gesto di grandissima responsabilità. La Festa della Repubblica mette insieme le istituzioni, ricorda il sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà e simbolicamente oggi diventa ancora più importante nel momento in cui ricordiamo coloro che sono caduti e immaginiamo che questa limitazione delle libertà e questa emergenza sanitaria possa essere lasciata alle spalle. Dipenderà da tutti noi, dalla responsabilità di continuare a rispettare delle regole e soprattutto di aderire alla campagna vaccinale. E il 2 giugno è da sempre un giorno speciale per Francesco Madotto, 45 anni da corazziere al Quirinale al servizio di 8 presidenti della Repubblica. Il 2 giugno del 46 compiva 7 anni e in quell'occasione poi aveva ricevuto anche la prima comunione. Era partito dalla Varese verso Roma nel 1958, l'abbiamo sentito. La Repubblica è nel suo destino, ci si festeggia il 2 giugno che per lei ha un'importanza particolare. Sì, in quanto essendo nato sì il 2 giugno, ma io sono nato prima della nascita della Repubblica, ovvero del 1946, giorno in cui insomma, fu proclamata la Repubblica, però io lo ricordo quel giorno, 2 giugno 1946, in quanto io ho fatto la prima comunione, il primo sacramento che ho ricevuto, prima comunione. Il mio destino mi ha portato ad arruolarmi, mi sono arruolato nel 1958, ho entrato nelle colazioni del 59 e dal 59 ho iniziato a partecipare alle cerimonie che si sono svolte in occasione delle feste della Repubblica e le ho fatte tutte fino ad oggi, il giorno d'oggi, in quanto anche da quando mi sono congedato, dal 2004 al 2019, facevo l'alfiere col medagliere dell'Arma dei Carabinieri. Servito 8 presidenti, al di là di tutto questo, servito capi di Stato, re, regine, papi e quant'altro, esperienze incredibili. L'unico 2 giugno che ha passato poi tornando in Varese è stato un 2 giugno alquanto tragico. Tristissimo, sono stato avvisato durante la notte che è avvenuto il terremoto in Friuli, andai su naturalmente con altri colleghi, ma io dovevo andare a Resia, a Osiaco per la precisione frazione della Varesia e sono andato per vedere la mia casa. Ma la casa non potevo raggiungere per la strada normale, ho dovuto girare il paese e ho raggiunto praticamente per vederla, ma la casa non c'era più. E sono rimasto ancora qualche giorno. Dopo 2 giorni o 3 venne il presidente Moro, allora presidente del Consiglio, e il ministro dell'Interno Cossiga. E io, poiché accompagnavo il signor sindaco con loro a vedere il paese, ma non entrare perché non si poteva,
ecco, e mi chiesero, perché mi conoscevano, Corazzieri, ma come mai lei si trova qua? Dico, signor Presidente, sono venuto per vedere la mia casa, ma la mia casa non c'è più. E nel giorno della festa della Repubblica a Udine, nel giardino di Palazzo Antonini Maseri, ex sede della Banca d'Italia e sede attuale del rettorato dell'Ateneo udinese, il prefetto Marchesiello ha consegnato a 50 cittadini della provincia di Udine i diplomi, 50 cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Mattarella, delle onorificenze di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. In una cornice speciale della città di Udine per una giornata importante per 50 persone. Che significato in questa festa della Repubblica, 75 anni dal 2 giugno 46? Ma innanzitutto spero che sia una rinascita, perché è un 2 giugno molto particolare, l'abbiamo capito tutti, si vede tanto fermento, tanto entusiasmo, è un 2 giugno dove è veramente la festa di tutti a questo punto. E 50 persone che vengono insignite vuol dire ripartire e cercare di valorizzare le eccellenze che noi abbiamo avuto in questo territorio. 50 storie che parlano di un impegno che è durato una vita in diversi settori. Assolutamente sì, è ovvio, la componente sanitaria è ben rappresentata, la componente del volontariato e le forze dell'ordine che ovviamente in questo anno e mezzo hanno dato un contributo importantissimo che ringrazierò sempre. Siamo proprio in piazza 1° Maggio nel giardino dell'ex Banca d'Italia, che tra poco lo gestirà il Comune, resta la proprietà dell'Università, però il Comune aprirà questo spazio grazie anche alla disponibilità del Rettore per poter non solo fare questa bellissima cerimonia di oggi, ma per poterlo utilizzare. Chi vuole venire qui dentro a respirare aria pulita, a guardare queste belle piante potrà farlo perché sarà in uso alla città. Che messaggio arriva in questa giornata per la festa della Repubblica? Ma è una giornata importante, la festa della Repubblica è un valore fondamentale per tutti noi. Poi sono contento perché oggi sono stati insigniti molti cavalieri che lavorano nella protezione civile. Ad esempio il nostro caposquadra qui a Udine ha avuto questa onorificenza. Io sono contento che il prefetto e attraverso il prefetto e il Presidente della Repubblica abbia concesso questa onorificenza a persone che mettono a disposizione il proprio tempo a favore della collettività. E alla cerimonia di questo pomeriggio a Palazzo Antonini Maseri ha partecipato anche Paola Deldin, medaglia d'oro al valore militare. Ha parlato del senso della festa della Repubblica, ma soprattutto ci ha parlato della necessità di ritrovare una unità nazionale alla base della vita comune, una unità, ha detto, che si costruisce ogni giorno anche, ha sottolineato con forza, aderendo alla campagna vaccinale per uscire al più presto dalla pandemia. Sentiamo l'intervista. Dovremmo essere pronti con l'intervista. Che significato hanno questi 75 anni della Repubblica Italiana? 75 anni della Repubblica Italiana dovrebbero significare 75 anni di costruzione e non di distruzione di quello che è stato fatto nel passato, perché noi siamo sempre figli di quello che è stato fatto. Possiamo rammendare, possiamo cercare di aggiungere, ma abbiamo sempre qualche cosa su cui ci basiamo e dovremmo ricordarci di quello. Adesso si piange tanto per tutto quello che è materiale, ma bisogna considerare la forza spirituale che si aveva una volta nel resistere, diciamo per esempio in tempo di guerra. Quando ho sentito dire peggio di una guerra, ho detto ma perché non l'avete mai provata? Se voi aveste provato la guerra, sì che adesso dovete stare chiusi, ma fate le vaccinazioni senza tante storie e per onestà verso gli altri e allora vedete che anche la pandemia finisce presto, come è successo nei paesi dove hanno fatto le cose seriamente. Quello fa parte del concetto di unità nazionale, cioè tu cittadino devi avere coscienza che non è solo, tu puoi credere in un modo, essere contrario, ma se c'è qualche cosa che capisci che va fatto perché la massima parte della gente ci crede o perché va fatto, perché te lo dicono non dei ciarlatani che parlano a vanvera, che purtroppo sappiamo che ce ne sono tanti, ma delle persone che sanno quello che dicono. Devi fare anche se la cosa ti pare non opportuna. E le tasse le paghiamo tutti volentieri? Non credo, ma dobbiamo pagarle lo stesso. E tutto questo serve all'unità dell'Italia, se no Repubblica o non Repubblica è lo stesso.
E oggi a Gonarsa, ai neodiciottenni del comune, il sindaco Boemo ha consegnato la Costituzione e lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, una cerimonia alla quale ha partecipato anche il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Rappresenta diritti e doveri della convivenza civile, diritti e doveri che sono stati scritti su una carta, ma che ogni pagina parla del sacrificio che tanti giovani hanno fatto fino all'estremo della vita per ribadire un concetto fondamentale, il concetto della libertà. Se l'amore si recepisce all'interno della famiglia, la libertà risiede in quelle pagine della Costituzione e la responsabilità risiede nelle pagine dello Statuto di autonomia che abbiamo consegnato ai ragazzi oggi. E quindi questa unione di valori, di diritti e di doveri per i ragazzi diciottenni che entrano a pieno titolo nella società civile deve diventare il faro al quale potersi rivolgere non solo nel momento in cui la vita ti consegna soddisfazioni, ma specialmente nel momento in cui magari rischiamo di avere qualche problema. Ecco, recuperare e agganciarsi ai valori della Costituzione e dello Statuto di autonomia della nostra regione credo che per questi ragazzi sia un valore importante, un valore che li renderà partecipi di una comunità che guarda al bene comune. Per me la solidarietà è fondamentale. Non solo è scritta nella Costituzione, ma secondo me va applicata ogni giorno su ogni cosa che si fa. Secondo me la solidarietà è veramente io avrei messo al primo punto dell'articolo della Costituzione. Parliamo di campagna vaccinale perché da domani le agende in Friuli Venezia Giulia saranno aperte anche agli under 40, un'operazione che di fatto porta appunto ad ampliare la possibilità di prenotarsi a tutte le persone tra 16 anni compiuti e 39 anni. In questo modo si apre dunque a circa 270.000 persone, delle quali 50.000 hanno però già ricevuto il vaccino perché rientranti in una delle categorie prioritarie. Restano quindi da immunizzare circa 220.000 persone con i sieri Pfizer o Moderna. La prenotazione della somministrazione, come di consueto, attraverso il call center regionale, gli sportelli CUP delle aziende sanitarie, le farmacie abilitate e anche tramite la web app dedicata appunto alle vaccinazioni anti-Covid. Parallelamente alle attività delle aziende sanitarie proseguiranno anche le vaccinazioni dei lavoratori negli hub realizzati da Confindustria alla Dacia Arena di Udine e alla Real Esco Park di Pordenone, in base alla convenzione stipulata con la Regione e le sigle sindacali, ai quali sono stati destinati circa 2.000 dosi di vaccini. Non si sono registrati decessi da Covid nelle ultime 24 ore, scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva. Questi sono i dati che emergono dall'ultimo bollettino sull'andamento della pandemia in regione, che segnala come le positività emerse oggi siano 35 su 6.261 tamponi tra molecolari e rapidi. 2 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre restano 36 quelle negli altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare ad oggi sono 4.729. C'è ancora da chiarire la situazione relativa al limite delle 4 persone a tavola, salvo che siano tutti conviventi nei ristoranti o nei bar che si trovano in zona bianca. A leggere il DPCM di riferimento del 2 marzo 2021 nasce più di qualche dubbio e proprio per dare indicazioni chiare ai cittadini e agli esercenti, ieri sera il Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga ha chiesto chiarimenti al Ministro per gli Affari Regionali Gelmini, sottolineando come l'interpretazione si è ritenuta troppo restrittiva. In questo colloquio si è fatto presente che, considerato come le decisioni assunte sino ad ora siano sempre state condivise in un clima collaborativo e di rispetto istituzionale, ha sorpreso che l'interpretazione del governo sia venuta in maniera autonoma. I dubbi saranno sciolti in un incontro previsto per domani. E si parlerà di zona bianca e del passaggio in zona bianca della nostra regione questa sera nella puntata di Elettroshock, in onda a partire dalle 21, con interviste realizzate sia a Udine che a Lignano per capire come gli operatori si preparano a vivere la stagione turistica. La cronaca con un intervento dei Vigili del Fuoco di Maniago, coadiuvati dalla squadra Speleo Alpino Fluviale di Pordenone, per soccorrere un escursionista infortunatosi cadendo per una decina di metri su un
un tratto esposto del sentiero 987 a circa 1260 metri di quota. Sono intervenuti lasciando i mezzi in prossimità di un incrocio che sale dall'osservatorio astronomico di Monte Reale. In circa 25 minuti di cammino hanno raggiunto il luogo dell'incidente, dove l'infortunato è stato stabilizzato. Contemporaneamente sono state messe in atto le manovre necessarie di corda per calare la barella in una zona idonea al recupero tramite verricello. Veniamo a Udine, dove la nuova sede del MIZ troverà spazio alla ex Dormish. Del destino appunto di questa struttura ha parlato il sindaco di Udine Fontanini, un'anticipazione della puntata di Screenshot che andrà in onda dopo il nostro telegiornale. Tutto quanto verrà realizzato lì dovrà rispettare in pratica la villa e dovrà essere concordato con la sovrintendenza. Quindi probabilmente non si farà un supermercato, faremo qualcosa di diverso. Dico faremo perché saremo noi come comune protagonisti del recupero, anche noi, insieme ad altre persone di buona volontà. Sorgerà lì qualcosa legato al centro studi. Siamo proprio di fronte al centro studi, c'è lo Zanon, poi dietro lo Zanon c'è il Marinelli, c'è il Malignani, quindi le scuole più importanti della città di Udine. Quindi vogliamo realizzare in quel luogo qualcosa che sia a servizio con le scuole superiori della città. Che cosa sarà questo qualcosa? Stiamo pensando a collocare lì l'ITS, che sarebbe la scuola post-diploma, la scuola superiore post-diploma importantissima per il futuro dei giovani che possono conseguire una laurea rapida, anche qui ci saranno novità fra poco, e più anche un momento per stare assieme per i ragazzi, per trovarsi in quei luoghi, in un'ospitalità originale legata ai computer, legata a una biblioteca, insomma uno spazio aperto ai giovani, quindi qualcosa di molto diverso di quello che potrebbe essere una zona commerciale. E parliamo ancora di Udine perché assieme a Mantova e Ravenna la città ha ottenuto la certificazione EMAS, uno strumento che a livello nazionale detta le regole per una corretta gestione ambientale dei servizi erogati ai cittadini. In Italia sono 3 i capoluoghi di provincia ad aver ottenuto la certificazione ambientale EMAS, tra questi Udine insieme a Mantova e Ravenna. Questo risultato va però salvaguardato nel tempo. Questa certificazione contiene in sé anche la dichiarazione ambientale del Comune di Udine, dichiarazione ambientale che spiega quali sono i criteri del Comune dal punto di vista energetico, dal punto di vista del verde, degli orti urbani, della raccolta differenziata, dell'energia. Io ho partecipato anche agli incontri tenuti i giorni 24, 25, 26 maggio con i certificatori, i quali ci hanno dato parere favorevole visti tutti gli equilibri e di tutti i criteri che stiamo mantenendo dal punto di vista ambientale, energetico e tutto quello che riguarda l'ambiente. Ogni anno ci sarà un controllo di tutti i parametri che dobbiamo mantenere, quindi dobbiamo continuare a essere un comune virtuoso sotto tutti gli aspetti indicati nella dichiarazione ambientale. Udine quest'estate potrà vivere circa 400 eventi organizzati sia nel cuore delle città che nelle periferie. Ammontano a 250.000 euro i contributi stabiliti dall'amministrazione comunale di Udine per le 71 associazioni che organizzeranno gli eventi in città nel periodo estivo. I 150.000 euro iniziali previsti dal bando sono diventati 250 e quindi finanzieremo 34 soggetti che operano qui nel nostro territorio che presenteranno un novero di iniziative ricchissime. 401 eventi? Allora, sulla base delle domande che sono state depositate, gli uffici hanno fatto questo conto, hanno 34 domande, però alcuni sono delle rassegne, alcuni sono degli eventi, dei festival che si svolgeranno nel centro cittadino o anche nei quartieri, quindi sono più di 400 esattamente. Adesso noi daremo conferma dell'avvenuta decisione dell'affidamento del contributo, poi avremo il dettaglio delle singole iniziative con le date e i luoghi e faremo una presentazione da qui a 15 giorni pubblica.
Andiamo a Lignano, dove è stato inaugurato il passo barca verso Bibbione, ripartito in brevissimo tempo dopo un problema, un insabbiamento al ponte di Bibbione. C'era questa mattina anche l'assessore regionale Pizzimenti. Assessore, l'inaugurazione del passo barca ha un valore aggiunto che dimostra anche sinergia tra due comuni di due regioni diverse. Beh sì, quando si mettono assieme due regioni, poi uno statuto speciale e uno statuto ordinario, non è né scontato né facile, però è giusto così perché da una idea sperimentale si è arrivati a una situazione strutturale che vuol dire assolutamente il grande successo che ha avuto questo passabarca. 50.000 passaggi di biciclette, 60.000 di persone sono i numeri che parlano da solo, quindi vuol dire grandi aspettative anche per il turismo e non solo del Friuli e Veneto. Ci sono altre prospettive future, non solo con San Michele al Tagliamento, ma anche con Grado, anche per incentivare le ciclabili? Ho sottolineato proprio nell'intervento che ormai tutto il Friuli Venezia Giulia è collegato via barca, via bici, nel senso che tutte le barche che vanno da Muggia a Trieste, da Trieste a Grado, da Grado a Lignano hanno anche il posto per portare la bici, quindi vuol dire che uno può prendere la bicicletta, farsi il giro del Friuli, ma anche, come vediamo oggi, andare in Veneto e trovarsi una soluzione che può coniugare sia il mare che la terra. Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano Selanevea e Passo Pramollo ha ricevuto il certificato di destinazione per il turismo sostenibile secondo gli standard internazionali GSTC, grazie a un percorso di sostenibilità iniziato nel 2020. È la seconda destinazione ecosostenibile riconosciuta a livello italiano dopo la Valsugana, che ha ottenuto la sua certificazione nel 2019. E ora andiamo ad Aquileia per parlare di una delle collezioni di ambra e gemme incise antiche più grande e importante d'Europa, che ora ha una sezione tutta sua. La nuova sezione, intitolata Lusso e Ricchezza, aggiunge un importante tassello all'ampio progetto museale avviato nel 2016 nel Museo Archeologico Nazionale d'Aquileia dal Ministero della Cultura. Al suo interno sono presentate le eccellenze della produzione artigianale aquileiese, accessori per la cura personale, raffinati gioielli, monete, oggetti in ambra, gemme intagliate e cammei sono raccolti in quello che può definirsi un vero e proprio tesoro del museo, uno spazio suggestivo in cui si possono ammirare i manufatti più preziosi della collezione. La sezione dedicata ai materiali di lusso completa il percorso di conoscenza dell'antica città di Aquileia, che il recente riallestimento del Museo Archeologico Nazionale ha posto al centro del nuovo racconto museale. Della vivacità economica, sociale e culturale di quella che fu una delle più importanti città dell'impero romano, gli aspetti del lusso e della ricchezza costituiscono una delle manifestazioni più evidenti. I reperti offrono uno sguardo privilegiato sui molteplici contatti intessuti con le più lontane terre dell'impero. Dall'Egitto, dall'India, dall'Arabia e dalla Persia provenivano corniole, agate, ametiste e diaspri. Dal Mar Baltico e dal Mare del Nord giungeva invece l'ambra, lavorata in un'infinità di preziosi oggetti di cui il Museo di Aquileia conserva una delle collezioni più importanti. Si tratta di oggetti piccoli, ma ricchi di informazioni sull'alta qualità dell'artigianato aquileiese, sui proficui contatti commerciali del centro, sulla ricchezza dei suoi abitanti e sulle loro abitudini sociali. Debutterà il prossimo 5 giugno a Orsaria di Premariacco per il circuito ERT lo spettacolo Guarnerius, che è nato dalla collaborazione tra il Teatro Incerto e Angelo Floramo. Al centro la storia di Guarniero d'Artegna, padre della biblioteca guarneriana di San Daniele. È Guarnerio d'Artegna, importantissimo umanista friulano e padre di una tra le prime biblioteche pubbliche d'Europa, la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, il centro dello spettacolo Guarnerius, nato dalla collaborazione tra Angelo Floramo e il Teatro Incerto, il trio comico di Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Elvio Scruzzi. Interamente in marilenghe, lo spettacolo parla del viaggio di Fantini, Moretti e Scruzzi nel 1466 per incontrare Adelmo Selvaticus, interpretato da Floramo, e portargli la triste notizia della morte di Guarnerio, che nel suo testamento ha deciso di lasciare l'immensa collezione personale a San Daniele per trasformarla in una biblioteca pubblica. Coproduzione tra artisti associati Gorizia, CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, la Contrada Teatro Stabile di Trieste e Bonaventura Teatro Emilia Trieste, i quattro debutteranno in prima assoluta il 5 e 6 giugno a Orsaria di Premariacco per il circuito ERT, per poi portare lo spettacolo in 6 piazze diverse: San Daniele, Trieste, Sedegliano, Zoppola e Lestizza.
Siamo alla pagina sportiva con un appuntamento precampionato fissato per l'Udinese, in attesa di definire tutto il programma delle amichevoli estive. Si sa già che il 7 agosto, sabato, ci sarà una partita da sapore particolare contro il Watford, amichevole con calcio d'inizio alle 16, ora italiana, allo stadio Vicarage Road di Londra. Chiudiamo con il basket, perché venerdì e domenica gara 3 e gara 4 saranno incandescenti a Cividale, che ha pareggiato i conti con Taranto ieri sera vincendo 70-66. Loro rientrano e vanno davanti in trasferta contro una squadra così forte e così in partita come era Taranto, riuscire poi a vincere alla fine è una bella cosa, una cosa di solidità, però insomma abbiamo allungato la serie per adesso, quindi sappiamo che a gara 4 ci arriviamo, poi dopo vediamo e ci prepariamo, sappiamo che è una serie difficilissima contro un grande avversario, ma abbiamo capito, non è che avevamo dubbi, ma abbiamo capito anche sul campo che è nelle nostre corde. Adesso 2 partite in casa sicure, tra l'altro con il pubblico, e non è male. Sì, una alla volta, per vincere stasera bisogna vincere 3. Ogni partita ha la sua storia, le sue difficoltà, i suoi problemi, magari speriamo di avere anche Cassese con noi, speriamo di arrivare però con grande umiltà e sapendo chi abbiamo di fronte, che è veramente una grande squadra. Domenica hanno preso impegni, che ci sono due appuntamenti con la storia per questa città e per questa società. È 1-1 in semifinale per andare in Serie A e soprattutto oggi ha vinto meritatamente. Una partita, io sono 50 anni che vedo basket, una partita così bella, così intensa, era tanto che non la vedevo, è stata bellissima, i ragazzi li ho visti benissimo questi 3 giorni di tiro, compatti, uniti, determinati. L'altra sera abbiamo perso la partita e senza che il coach dicesse, tutti in camera insieme a vedersela insieme. Io l'ho detto a caldo prima partita che facevano l'urlo, sono molto orgoglioso di loro, sono molto orgoglioso del nostro coach, perché in pochi mesi abbiamo messo in piedi una creatura meravigliosa che sta regalando pallacanestro stupenda. Abbiamo una squadra di eroi. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro una buona serata ancora su Telefriuli, arrivederci.